Quell'omino sul pulpito, piccolo di fisico ma molto più grande in quanto a carisma e oratoria, sarà fondamentale per la vita di Malcolm X, almeno per una buona parte. Sarà quel mentore necessario a creare la sua stessa voce, a indirizzarlo sulla strada dell'attivismo e nella lotta per i diritti degli afroamericani. Ma ricordate, nella scorsa puntata abbiamo lasciato Malcolm Little in un carcere nei sobborghi di Boston. Ci è arrivato con una condanna a 8 anni per furto con scasso. È proprio dietro le sbarre che inizia la sua metamorfosi. Spinto da un compagno di cella più grande, inizia a leggere, partendo dal vocabolario per conoscere tutte quelle parole che non conosce ancora. Frequenta spesso la biblioteca dell'istituto penitenziario. Legge di filosofia, di retorica, di storia. Passa così tante ore su libri da rovinarsi la vista e costringersi all'uso degli occhiali, che sono diventati poi uno dei suoi accessori simbolici insieme al cappello e alla valigetta. Nella sua autobiografia ricorda così quella fase. Quando cominciai a leggere non capivo quasi nulla di quello che leggevo, ma a mano che andavo avanti mi resi conto che la lettura mi stava trasformando. Il potere delle parole mi affascinò e la lettura diventò un'ossessione. Le parole che leggevo erano il mio nuovo nutrimento. Ho cominciato a leggere in modo più vasto, da libri che sfidavano il mio pensiero, libri che mi facevano vedere il mondo sotto una luce completamente diversa. Sono i fratelli a leggere, partendo dal vocabolario per conoscere tutte quelle parole che non conosce ancora. Frequenta spesso la biblioteca dell'istituto penitenziario. Legge di filosofia, di retorica, di storia. Passa così tante ore su libri da rovinarsi la vista e costringersi all'uso degli occhiali, che sono diventati poi uno dei suoi accessori simbolici insieme al cappello e alla valigetta. Nella sua autobiografia ricorda così quella fase. Quando cominciai a leggere non capivo quasi nulla di quello che leggevo, ma a mano che andavo avanti mi resi conto che la lettura mi stava trasformando. Il potere delle parole mi affascinò e la lettura diventò un'ossessione. Le parole che leggevo erano il mio nuovo nutrimento. Ho cominciato a leggere in modo più vasto, da libri che sfidavano il mio pensiero, libri che mi facevano vedere il mondo sotto una luce completamente diversa. Sono i fratelli nelle tante visite in carcere chiamata Nation of Islam. La guida Elijah Muhammad, il messaggero di Allah. È stata fondata molti anni prima da un personaggio misterioso. Nasce in un contesto specifico, ovvero Detroit, negli anni 30, ad opera di questa figura in realtà anch'essa molto controversa, no? Da questo Wallace Fard Muhammad, di cui in realtà non si sa molto. Walter Toscano è un giovane ricercatore di storia presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Tutte quelle che sono le fonti relative a questa figura sono principalmente carte della polizia, diciamo tra gli anni 10 e gli anni 20, che in qualche modo ci aiutano a comprendere come la figura di questo Fard sia in realtà difficilmente categorizzabile, perché lui ogni volta che veniva arrestato per quelli che vengono chiamati negli Stati Uniti petty crimes, cioè piccoli crimini, lui di se stesso dice di essere di diverse nazioni, cioè ogni volta che viene arrestato dalla polizia ad alcuni dice di essere turco, ad altri dice di essere indiano. Quindi negli anni 30 sappiamo che lui arriva a Detroit presumibilmente come venditore porta a porta, ed è lì che fonda una prima congrega religiosa che poi successivamente diventerà questa Nation of Islam. La Nation of Islam o Islam nasce da basi un po' stravaganti, da convinzioni al limite del fantascienza. I americani siano figli di questa stirpe di Shabbats, che è l'unica di tante altre stirpi che in realtà miliardi di anni fa abitavano la Luna, e che dopo un disastro scientifico prodotto da queste stirpi la Luna esplode, un'unica stirpe sopravvive, esce questa unica stirpe sopravvissuta che in qualche modo prospera dal punto di vista di una civiltà ricca, scientificamente molto elevata. Malcolm in carcere porta a termine la sua islamizzazione. Inizia a seguire i precetti della religione facendosi crescere la barba, smettendo di mangiare carne di maiale e ottenendo di essere spostato in una cella orientata verso la meta. Produttiva, AccessSafe è l'unica realtà italiana che ti affianca a 360 gradi in tutta Europa con personale interno. Niente subappalti, solo competenza diretta. Pensiamo a tutto noi, dall'analisi del rischio fino all'adeguamento dell'impianto alle normative europee. AccessSafe, sicurezza integrata, produttività elevata.
Scopri di più su HSafe. Smentisce di essere stato preventivamente informato da Netanyahu. La dottrina di sicurezza di Israele è chiara, dice il ministro della difesa Israel Katz. Il suo lungo braccio agirà contro i suoi nemici, ovunque si trovino. Intanto, una seconda imbarcazione della missione Flottiglia denuncia di essere stata colpita da un drone in acque tunisine. La nave si chiama Alma, batte bandiera inglese e gli attivisti stanno bene, tanto che dicono di voler continuare la missione. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Polemiche in Italia per un minuto di silenzio per Gaza, che ha aperto il nuovo anno scolastico a Torino. L'appello lanciato dalla rete Scuola per la Pace. بص هنا بص هنا بس يلا خش كله
Hadi Adam. انت كلها كلها انت boleh apa?
Тут не можна, в магазині не можна. Lui lavora per la pensavo ما العبها قولي قولي اسمع ما تقول يا بابا تسيلها من هنا يلا يلا تسيلها توقع الطيارات موت موت
Frostbite. موت العصافير موت قبل ما تموت يا فاز هذا انت بس اللي بتلعب هذا ما حضرتوش العب يلا يلا ولا Prendi! La schiaccia! Dai, prendi il cagnolino! Qual è? Bello! È difficile quello. Ma prendilo, prova! Allora prendi quell'osso! Quando serve, mamma! Adesso No, di là, devi andare di là. عاد تلعب فين؟ Andiamo dall'altra parte. هتلعب دي بس مش هتيجي يلا يلا Questo è un negozio. Thank you.